Una notizia importante comincia a prendere forza dietro le quinte di Castelvolturno. E riguarda uno dei nomi più discussi delle ultime settimane, Kobbie Mainoo. Il Napoli continua immerso nel mercato alla ricerca di soluzioni immediate per il centrocampo. Un reparto drasticamente colpito dalle lunghe assenze di Anguissa e De Bruyne. Ma ora emergono dubbi interni che potrebbero cambiare completamente la rotta della dirigenza. Secondo il giornalista Dario Santoro, di Rai News, intervenuto a uno station radio, la narrativa secondo cui l'accordo per Mainoo sarebbe praticamente chiuso non corrisponde alla realtà. Anzi, all'interno del club c'è ancora esitazione e nessuna decisione finale è stata presa. Santoro è stato chiaro, ci sono ancora dubbi interni su Mainoo. Nulla è concluso. Siamo nella fase di valutazione del giocatore e io non sarei così ottimista riguardo a un acquisto immediato. L'affermazione cade come un secchio d'acqua fredda su una parte della tifoseria, che vedeva in Mainoo il profilo perfetto per colmare il vuoto creato nel reparto. Tuttavia, lo scenario finanziario del Napoli pesa, e molto. La dirigenza ha reso evidente che non intende spendere cifre elevate in questa finestra di mercato. Soprattutto perché la qualificazione agli ottavi non è ancora una certezza matematica. Questo incide direttamente sul tetto di investimento disponibile. Per questo motivo, il club sta valutando seriamente la possibilità di 2 prestiti, un terzino destro, con Norton Caffey come nome preferito, e un centrocampista, possibilmente lo stesso Mainoo. L'idea è quella di rinforzare subito la rosa senza compromettere il budget in modo irreversibile prima di sapere esattamente quanto si potrà investire nella seconda parte della stagione. L'obiettivo, dunque, è la prudenza strategica. Il Napoli vuole rinforzarsi, ma non vuole sbagliare. Vuole investire, ma senza superare i propri limiti. E soprattutto vuole mantenere margine di manovra per giugno, quando la ricostruzione completa della rosa di Antonio Conte dovrebbe entrare nel vivo. Se il prestito dovesse andare avanti, Mainoo arriverebbe con la missione di offrire intensità, gioventù e fisicità a un centrocampo stremato. In caso contrario, il club accelererà su altre alternative con caratteristiche simili, tutte basate sullo stesso principio finanziario, impatto immediato e costi sotto controllo. Il tempo stringe. Gennaio si avvicina. E Conte ha bisogno di risposte.